Skate! Questo tutorial che vi suggerirà come condurre una vita appunto senza skate. E sai cosa mi piace? Perché mi piace senza skate? Perché dura solo 5 minuti e bisogna essere rapidi, veloci, senza perdere troppo tempo in lungaggine, lunga. Bravo. E invece ogni tanto trovi della gente che quando ti parla va avanti per ore, e invece qui si va subito al punto, al sodo. Ad esempio l'argomento di oggi è gli animali domestici. Io vorrei comprarmi un cane. Un cane? Sì, mi piacerebbe. Un cane? Sì. Ma lascia perdere. Sì. Un cane dopo un impegno, e un impegno va onorato. Ma l'onore adesso ormai dov'è? Una volta si diceva onore, patria e famiglia, ma la famiglia? Cosa è rimasto della famiglia? Niente, con tutte le separazioni e i divorzi che ci sono. E chi ci guadagna? Lo sai chi ci guadagna? Gli avvocati, po' di parcelle che ti chiedono. Guarda, sono peggio dei dottori. I dottori. Ok, poi l'altro giorno mi sveglio con un dolore qua e dico, devo aver dormito male. Del resto ho un materasso che quella volta gli ho detto a mia moglie, ma anche se è in offerta speciale il materasso non comprarlo al supermercato, no. Il supermercato, quello dietro casa mia, sai quello dopo la rotonda quella nuova, perché non c'è più il semaforo. No, lo hanno tolto il semaforo. L'altro giorno passo di là e vedo 2 operai che lavorano e dico, quelli sì che lavorano, altro che tutta la gente che si lamenta perché lavora in smart working da casa. Ma cosa ti lamenti? Comunque sei a casa tua. Va bene che adesso le case non valgono più niente. No, dico, il mercato immobiliare adesso, le case, i prezzi si sono abbassati. C'è stato un crollo proprio. Oh, come quello della borsa. Ti ricordi quel giorno? 100 miliardi in un giorno bruciati. Ma non senti che si sta bruciando il polpettone, mi dice mia moglie l'altro giorno? Perché io il polpettone sono un maestro a farlo, ci metto tutte le erbette, a Masterchef potrei andare, che poi Masterchef, da quando non c'è più Cracco, onestamente, Cracco, hai visto il menù di Capodanno? 400 euro esclusi i vini, bisogna essere pazzi a fare dei prezzi del genere in questo momento di crisi. Va bene che poi crisi dicono vuol dire scelta, vuol dire opportunità e sarebbe anche positivo, però essere positivi in questo periodo non è che sia tanto bello. Uno così me ne sono trovato davanti l'anno scorso in montagna, un serpente, mia moglie scioccata, e allora da quest'anno non si va più in montagna, si va al mare. Contenta la moglie, andiamo al mare. Costa una cifra, perché non ti dico neanche quanto costa un ombrellone e un lettino al mare, te lo dico, guarda, meglio che non te lo dica, alle volte sarebbe meglio stare zitti. Ma davvero però, Vincere il Super Enalotto, quello sì sarebbe bello. Certo che però dopo una grossa vincita sai quanti pensieri, perché poi si fanno vivi gli amici, i parenti, si sa, parenti, serventi. Del resto se a uno piace il mare, andiamo al mare, però vogliamo chiamarlo mare questo? Ma senti, ma quando uno come me ha visto i Caraibi, l'Australia, la barriera corallina, dimmi, ma cos'altro si può dire? Appunto, cos'altro si può dire? Tutti li ho visitati i continenti, uno solo me ne manca, sai quale? Quello nuovo, quello che hanno trovato in mezzo all'oceano, quello tutto di plastica, hai capito l'uomo? E dopo parlano di inquinamento, di raccolta differenziata, certo sarà anche importante, ma io dico, ma quanto si può andare avanti così? Ma quanto si può andare avanti così? Te lo dico io, qua stanno impazzendo tutti quanti. Come Fabietto, ti ricordi Fabietto, quello che era a scuola con noi? L'ho visto l'altro giorno, basta, perso. Sto qua niente, non c'è testa. Sì, ma scusa, ma e il cane? Cosa? No, prima ti avevo chiesto, no? Ma di cosa? È il discorso del prima. Ma cosa stai dicendo? Del cane. Ma ti vuoi spiegare? Ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto che ti sei ongo? Ma ti vuoi ascoltare ogni tanto? Guarda, posso dirtelo, ma lo sai che tu non vai mai al dunque? Lo so. Sai cosa? Me compro un gatto, ecco. Qua ci vuole uno che trovi la soluzione. Elon Musk, quello della Tesla. E allora macchine elettriche risolvi tutto. Dici non uso più la benzina, però devo caricare le batterie. E come le carichi? Perché dopo un po' anche quelle si scaricano, no? Hai capito? E allora come fai? Le ricarichi inquinando ancora di più, altre emissioni di CO2. E allora uno dice, ma come risolvo questo problema dell'inquinamento e del riscaldamento climatico? Dimmi, c'è il riscaldamento globale del pianeta. Ma mi ascolti? Sì. Ma ti dormi? Sei importante,